Benvenuti con l'itinerario di Borghi d'Italia, siamo tornati in Veneto e precisamente a San Polo di Piave, città del vino in provincia di Treviso. Il comune interamente circondato da rigogliosi vigneti si trova a 27 metri sul livello del mare e conta circa 5.000 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle, non aggiungo altro, a voi San Polo di Piave. Benvenuti a San Polo di Piave, un paese che vi accoglie con il suo territorio. Abbiamo una località di 20 km quadrati che si dispone dalla riva sinistra del fiume Piave, che unisce una serie di territori dentro i quali San Polo di Piave funge da fulcro tra l'antica città di Oppitergium e Conegliano Vittorio Veneto. Siamo un paese che fa della presenza agricola e ambientale il suo punto di riferimento. Abbiamo una frazione di Rai in cui svetta e fa da riferimento una torre medievale che costituisce il collante di quella comunità. Ecco, fare comunità è la cosa più importante a San Polo di Piave. Ecco quindi che in un fil rouge di collegamento quell'insediamento si collega ad un altro insediamento che abbiamo verso il centro di San Polo, che è la chiesetta del Carmine, sempre in Rai, e poi la chiesa della Caminada. Arrivando verso il centro potrete ammirare sicuramente il Palazzo Giol, ex Conti Papadopoli. Abbiamo poi un'altra frazione che è San Giorgio, altra perla di bellezza, con una chiesa medievale che rappresenta una eccellenza di ricordo romanico che abbiamo sul nostro territorio. Siamo particolarmente vocati a quello che è l'ambiente vitivinicolo, perché siamo vicino al Piave, abbiamo quindi la possibilità di offrire coltivazioni di pregio, ormai presentate a livello mondiale su tutti i mercati internazionali, e perché siamo tra i primi comuni della provincia di Treviso per percentuale di superficie vitata rispetto al totale della superficie del nostro territorio. Abbiamo una realtà di cui andiamo molto fieri, che è Casa Vittoria, che è gestita da una cooperativa di ragazzi meno favoriti di tutti quanti noi e che quindi cercano di trovare, con un progetto molto interessante sponsorizzato dalla Regione Veneto, uno sbocco di ricettività con un ristorante ed una country house che è totalmente gestita da ragazzi con sindrome di Down. Abbiamo un premio letterario da 37 anni attivo nel nostro paese, si chiama Premio Mazzotti, che porta il nome di San Polo di Piave a livello internazionale ormai ovunque. Ecco perché la presenza di molte realtà industriali e molte realtà anche culturali
trovano in San Polo di Piave una culla in cui far nascere delle iniziative che nel tempo e negli anni hanno sempre rappresentato eccellenze. Andiamo molto fieri di questi, abbiamo una responsabilità molto forte, vogliamo portarla avanti sempre con maggiore intensità. Con Don Mirko Miotto andiamo a scoprire le chiese di San Polo di Piave in provincia di Treviso. Sono qui per sostituire il parroco della parrocchia di San Polo, nella quale ci troviamo, Don Lucio della Fontana, che è attualmente impegnato in un pellegrinaggio a Lourdes. Ci troviamo all'interno della chiesa arcipretale di San Polo di Piave, una chiesa dedicata alla conversione di San Paolo, come si può vedere dalla pala a destra del presbiterio di Luigi Cima di Villa del 1929. Questa chiesa è stata fortemente danneggiata durante il conflitto della Prima Guerra Mondiale e della chiesa originaria, tra l'altro eretta nel 1650 e consacrata di seguito, rimane solamente il fonte battesimale, che è databile nella metà del XIV secolo, e la pala della Santissima Trinità, che reca proprio l'iscrizione conservata dopo il conflitto del 1917-1918. La parrocchia di San Polo di Piave è una parrocchia che nasce nel 625 d.C. Fa parte del territorio della diocesi di Oderzo, diocesi che fu poi distrutta dall'arrivo dei Longobardi. Nel 1753 diventerà poi parte dell'arcidiocesi di Udine. Solamente nel 1818 la parrocchia di San Polo farà parte della nuova diocesi di Ceneda, ora Vittorio Veneto. All'interno del territorio del comune di San Polo sono presenti due parrocchie. La parrocchia di San Polo, appunto, nella quale ci troviamo, e la parrocchia di Rai, con una chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Maddalena. All'interno del territorio della parrocchia di Rai c'è una chiesetta interessantissima del 1500 dedicata alla Beata Vergine del Monte Carmelo, meta di grande devozione e di pellegrinaggi. Nel territorio della parrocchia di San Polo insistono varie chiesette di natura devozionale, come la chiesa di San Giorgio, antica, interessante per il ciclo di affreschi di San Giorgio e perché all'interno ha un'ultima cena che ha una caratteristica particolare, cioè quella di avere la presenza dei gamberi. Abbiamo poi la chiesetta della Caminada, con all'interno un bellissimo affresco rappresentante Maria, la madre di Gesù, che tiene nel grembo il figlio suo, il bambino Gesù. Abbiamo infine la presenza di un tempio votivo dedicato alla Vergine di Lourdes, costruito nel 1922, quindi sostanzialmente contemporaneo e meta di pellegrinaggi di devozione. Tra le bellezze di San Polo di Piave figura senz'altro il castello Papadopoli Jol. Scopriamolo! Ci troviamo presso il castello Papadopoli Jol. Si tratta di un complesso architettonico che da solo occupa gran parte del centro del paese, che è costituito da un castello, meglio un palazzo in stile neogotico inglese realizzato alla fine dell'Ottocento e un parco romantico di oltre 12 ettari. Il nome castello non è tanto legato solamente ad alcuni caratteri stilistici che richiamano un po' il Medioevo,
ma è bensì legato a un toponimo locale, in quanto in questo luogo già intorno all'anno 1000 vi era un castello che occupava sostanzialmente il corpo centrale dell'edificio che vedete adesso. Tra il 1814 e il 1826 quello che ne rimaneva almeno viene acquistato dalla famiglia Papadopoli, quindi decidono appunto di ricostruire sui resti di questo antico maniero un palazzo che era leggermente più piccolo rispetto a quello che vediamo adesso. Viene commissionato a Francesco Bagnara. Niccolò Papadopoli insieme alla moglie Elena Ellenbach decidono nel 1888 di ampliare il palazzo realizzato dal cugino, aggiungendovi le 2 ali, rimaneggiandone leggermente lo stile. Per fare ciò chiamano un architetto torinese, Giovan Battista Ferrante, e si appoggiano poi ad altri tecnici lombardi. In questo stato, quindi così ricco di arredi, viene trovato anche dai primi austriaci che arrivavano qui nel novembre del 17 dopo la rottura di Caporetto, e stabilirono qui proprio in castello il loro quartier generale da cui guidavano le operazioni militari lungo il fronte del Piave. I danni più grossi al castello però li fecero in realtà gli italiani. Alla fine della guerra un gruppo di bersaglieri in ritirata occupò il castello. Per scaldarsi vi accese un fuoco da cui scaturì un incendio senza che nessuno si preoccupasse assolutamente di spegnerlo. Ridotto in queste estati, Niccolò Papadopoli non riuscì più a ricostruire il castello e fu costretto quindi a venderlo a Giovanni Joll. In pochissimo tempo, appoggiandosi a una ditta di Milano specializzata proprio in ricostruzione di paesi devastati dalla guerra, ricostruì il castello e tutto il complesso, e è sostanzialmente quello che ancora oggi possiamo ammirare e che la famiglia Joll ancora mantiene e preserva. Nello storico ristorante di San Polo di Piave andiamo a degustare alcuni piatti collegati alle tipicità del territorio. Il gambrino esiste sotto la famiglia Zanotto da 4 generazioni e è un percorso che parte dalla tradizione, dalla più tipica tradizione trevigiana, per arrivare a nuovi percorsi che negli ultimi anni abbiamo intrapreso come cucina. Per questo proprio abbiamo da anni all'interno del nostro parco, ormai secolare, un orto biodinamico che ci approvvigiona di prelibatezze, di piccole chicche che poi il cliente ritrova nei nostri piatti. Un esempio di questi piatti è il profondo verde, che è questa composizione, questo tripudio, questo elogio al mondo vegetale, quindi partendo dalla radice fino ad arrivare al fiore e a tutto l'insieme della pianta. Ci piace giocare per presentare una preparazione totalmente vegetale, accompagnato dai formaggi vegetali di nostra preparazione, a delle mostarde, in questo caso di zucca e zenzero, e servito con un pane o di grani antichi o in alcuni casi un grano antico Piave, quindi un grano autoctono locale che dei nostri amici agricoltori giovani e coraggiosi hanno deciso di ricoltivare. Serviamo poi un risotto, siamo vicini a Cimadolmo, zona dell'asparago IGP bianco. Noi da anni lo interpretiamo con la delicatezza dell'anice stellato e un tocco di fiori di aglio ursino che raccogliamo nelle vicine zone della Pedemontana e che danno un tocco un po' agliaceo e intrigante al piatto. Questo piatto lo abbiniamo al prosecco di OCG, prodotto dalla nostra casa, nella nostra azienda vinicola. Ci piace in questo periodo abbinare all'agnello dell'Alpago, presidio Slow Food, che qui serviamo nel suo carré presalato e cotto nel sale con del fieno e delle erbette sempre del nostro orto biodinamico, che abbiniamo a degli asparagi verdi di Badoere, a una salsa molto intensa di timo. Questo invece è un piatto più importante e richiede le note di un altrettanto vino importante, l'Indomabile, un raboso del Piave ingentilito da un tocco di barrique della nostra barricaia. Al Manzoni bianco, sempre prodotto dalla nostra casa vinicola, abbiniamo un'anguilla di fiume del nostro fiume Lia, che si presenta dopo una breve cottura nella legna di faggio del nostro caminetto che qui vedete alle mie spalle, è veramente leggera e con un sapore intrigante. L'abbiniamo alla freschezza di un finocchio e di erbette cotte delicatamente.
Se venite a San Polo di Piave non potete lasciare assolutamente il paese senza aver prima degustato i gamberi alla Gambrinus. Sono un nostro piatto cult e ogni volta che lo descrivo quasi mi emoziono nel pensare che è un piatto che faceva il nostro bisnonno. È un piatto nato probabilmente dalla casualità. Il ristorante nasce proprio su un corso di un fiume e, come tutte le belle storie che nascono dall'acqua, ha portato le sue tradizioni, le sue storie. È l'unico piatto che viene appunto preparato solamente dai membri della famiglia Zanotto. Viene servita con polentina fresca e la cosa curiosa e divertente di questo piatto è che per degustarlo viene servito con i 10 comandamenti, quindi questo decalogo in dialetto veneto dove insegniamo step by step a degustare questi preziosi crostacei. Alla fine, piccola curiosità, il carapace di questi crostacei viene versato nel vino, nell'incrocio Manzoni, e qui suggeriamo al cliente poi alla fine di bersi questo ghiotto nettere. Terminiamo in dolcezza con un altro dessert, quindi questa meringa in scala di grigi con una chantilly alla menta, foglie di nasturzio, e chiudiamo il tutto con la freschezza di un gelato fatto da noi, di nostra produzione, a base e variegato all'Elisir Gambrinus. L'Elisir Gambrinus è il nostro simbolo nel mondo di quella che è la tradizione di famiglia. È un antico liquore a base di vino Raboso Piave, maturato 6 anni nella nostra barricaia sotto il livello del fiume, e che si presenta con delle note di marasca, di mandorla. Sono appunto le note su cui lavora poi il Raboso in questi anni di affinamento, e lo consiglio abbinato a questo dessert per l'abbinamento e la sua freschezza. Vi volevo presentare una parte dei collaboratori di Parco Gambrinus, in questo caso lo staff di cucina, e vi invitiamo tutti, assieme ai nostri colleghi, a 2 giorni piacevolissima di relax, natura e piaceri gourmet. Ci aspettiamo al Gambrinus! E nello splendido Parco Gambrinus ogni anno viene organizzato il premio letterario Gambrinus Giuseppe Mazzotti. Andiamo a saperne di più con il vicepresidente del premio. Questo premio quest'anno avrà la 36esima edizione, quindi un terzo di secolo che esiste. È dedicato a Bepi Mazzotti, un personaggio che noi consideriamo il più importante nel mondo culturale nella provincia di Treviso del secolo scorso. Bepi Mazzotti aveva una serie infinita di interessi, a cominciare dalla montagna, che lo attrasse e lo fece innamorare dei monti già quando era ragazzo. Ma non era solo la montagna il suo interesse era anche quello per le ville venete. Negli anni 30 e negli anni 40, in bicicletta, talvolta accompagnato da Diego Valeri, ha visitato tutte le ville venete del Veneto. Dalla sua catalogazione uscì un bellissimo libro negli anni 50, stampato dall'editore Bestetti, sulle ville venete. Il suo movimento produsse una proposta di legge che portò alla creazione dell'ente Ville Venete, che finanziò i restauri delle ville. Altri settori in cui Bepi Mazzotti era molto interessato erano l'ambiente e il territorio, ma anche si fermava nelle trattorie come il Gambrinus per assaggiare la cucina genuina delle nostre campagne, e qui non dimenticava di mangiare l'anguilla, i gamberi e le verdure dell'orto. Noi siamo profondamente grati a Bepi Mazzotti di tutto quello che ha fatto. Quando morì, un gruppo di amici si riunì qui al Gambrinus e diede vita al premio letterario Gambrinus Mazzotti. Negli anni è cresciuto, ora ha 6 sezioni: la montagna, dell'alpinismo, finestra sulle Venezie, artigianato di tradizione, ecologia. Attualmente, oltre al premio centrale che viene celebrato in novembre, con gli anni è stato aggiunto anche un premio juniores dedicato ai giovani delle scuole superiori,
non solo del Triveneto, ma anche delle scuole italiane della Croazia e della Slovenia. E più recentemente è stato anche aggiunto un premio Ragazzi per i ragazzi della terza media. Qui siamo nella città del vino, andiamo ad incontrare il gran maestro della confraternita del Raboso Piave. San Polo di Piave ha una superficie di 21,5 km di metri quadri. Il 50% è costituito da una superficie prettamente agricola che oggi è interamente occupata da vigneti, pertanto è un paese ad alta vocazione e dimensione viticola. Ed ecco da qua nasce la strada dei vini bianchi e dei vini rossi. La strada del vino bianco, il suo epicentro è la città di Conegliano. Si va verso Valdobbiadene ed è la strada del vino bianco, che vorrei dire che oggi è la strada del Prosecco. Mentre naturalmente nella pianura si arriva fino quasi al mare con la strada del vino rosso. E San Polo naturalmente diventa ed è un epicentro indiscusso di questa naturalmente realtà. Qua ci troviamo di fronte a un tempio a cielo aperto. Siamo a ridosso della Bellussera. È un impianto che ha circa 140 anni di storia ed è stato ideato dai fratelli Belussi, viticoltori di Tezze di Piave, un paese limitrofo qua a San Polo di Piave. Appunto i fratelli Belussi rivoluzionarono la tecnica viticola ed era naturalmente un impianto per evitare e supportare le gelate. Io rappresento la confraternita, da 20 anni presente sul territorio e come tutte le confraternite vogliono valorizzare, recuperare naturalmente quello che di importante, di storico appartiene al nostro territorio. In questo caso parlo del Raboso. Il Raboso è un vitigno autoctono a pieno titolo del nostro territorio, è un vitigno a bacca rossa. È il primo a germogliare e l'ultimo ad essere raccolto. È un vino che nasce austero, impegnativo, con una notevole percentuale di acidità, ricco di estratti. Però il tempo, o meglio l'invecchiamento, perché il Raboso naturalmente deve soggiacere ad un lungo invecchiamento e nell'invecchiamento affina naturalmente la sua peculiarità. Andiamo a visitare uno dei gioielli di San Polo di Piave, la chiesa di San Giorgio con i suoi affreschi. Siamo in San Giorgio del Patriarca, come veniva denominata questa località anticamente, sorge cioè entro un enclave del Patriarcato di Aquileia nella diocesi di Ceneda. Territorialmente siamo poi in riva al fiume Piave, ma l'autore degli affreschi di questa chiesa, affreschi quattrocenteschi, è Giovanni di Francia, cioè un artista questa volta immigrato dal nord. Quando nel 1462 chiede la cittadinanza di Conegliano, certifica il nome del padre, che è Desiderio di Metz in Lorena. Il suo linguaggio, questo è importante anticiparlo, appartiene al linguaggio proprio dell'arco alpino e quindi le caratteristiche di una persistenza di stili del tardo medioevo, ancora tardogotici, si sente con lui in pianura, in prossimità di Treviso e di Venezia, dove il Rinascimento era certo molto avanzato. Lui esprime i soggetti che sono propri iconograficamente di questo arco alpino. Più interessante fra tutte la sua Ultima Cena, che occupa la parete settentrionale
di questa chiesa, e poi una sequenza di 4 scene della storia di San Giorgio. Ne rimangono 2 perché poi fu aperto nella parete orientale il nuovo presbiterio. Al di sotto di queste 2 scene, l'incontro di Giorgio con la principessa e poi il battesimo della famiglia reale e del popolo dopo la lotta di San Giorgio con il drago, c'è raccontata da un testo in volgare, quindi una comunicazione molto diretta, rivolta a tutti. Quindi sono delle tematiche qui accostanti che si rivolgono direttamente alla popolazione, come nel caso della spettacolare Ultima Cena, voluta dal pievano di allora, un veneziano, dal suo cappellano di Quarto d'Altino e dalla popolazione che all'epoca governava questa chiesa. La loro identità è certificata ancora una volta da una scritta posta alla base dell'Ultima Cena, ancora una volta una scrittura esposta, ma in questo caso più solenne, in latino. L'interesse che ha l'Ultima Cena è quella della presenza dei gamberi in questa tavola ricchissima, imbandita. Un'Ultima Cena prelude anche all'Ultima Cena del risorto, quando si allestirà un banchetto festoso di cibi succulenti, di vini raffinatissimi, e quindi nell'immaginario di questa popolazione, consapevole o meno dei simboli, presenti anche i gamberi. Nel nostro dialetto vi dico: venite a San Polo, che a San Polo le persone, l'ambiente e tutte le bellezze le vi permette di vedere al futuro in maniera più rosea e più col sorriso sulle labbra. San Polo di Piave vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a San Polo di Piave in provincia di Treviso. Ciao! Vi aspettiamo nelle cantine a San Polo di Piave.